Quindi allo stato attuale dei fatti, specialità e soprattutto specialità finanziaria. Ora, a noi conviene mantenere questo regime di specialità finanziaria? La risposta è sì e no, dipende. L'avvertenza delle entrate del 2006 è ottima perché a regime garantisce risorse aggiuntive che ci consentirebbero non soltanto di finanziare tutte le funzioni che attualmente esercitiamo, ma ne avanzerebbero. Al netto degli oneri relativi alla spesa sanitaria credo che viaggiamo sui 1.500 milioni di euro e con 1.500 milioni di euro si possono fare tantissime cose. Quindi nel breve periodo noi dobbiamo pretendere il rispetto dell'articolo 8 e dobbiamo pretenderlo utilizzando gli strumenti istituzionali che l'ordinamento ci mette a disposizione. Perché la Corte Costituzionale, di fronte alla Corte Costituzionale, dobbiamo andarci. Non ha senso pretendere la riscrittura del patto, noi adesso dobbiamo pretendere il rispetto di quel patto lì. E dopo che abbiamo preteso il rispetto di quel patto, soltanto allora possiamo porci come obiettivo quello della sua riscrittura. E attenzione, anche se queste entrate arrivassero, perché guardate che il governo potrebbe anche con un decreto, no, recepire le norme di attuazione sulle quali c'è già accordo e trasferire queste risorse. Il problema è che noi queste risorse comunque non potremo spenderle, perché per via del patto di stabilità interno c'è un limite al livello della spesa pubblica in Sardegna. E questo livello di spesa, guarda caso, è rimasto identico al 2005. Quindi lo Stato da una parte ti può anche trasferire queste risorse e dall'altra però tu non le puoi spendere e quindi è stato inutile questo trasferimento. Quindi capite, l'avvertenza delle entrate è molto complessa. Bisogna agire non soltanto sul versante dell'autonomia finanziaria di entrata, ma anche sul versante dell'autonomia finanziaria di spesa. E per fare questo, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivendicare la integrale regionalizzazione delle competenze di spesa. Cioè, se noi su ciascuna funzione pubblica riusciamo a concordare con lo Stato un regime tale per cui di quella funzione ci facciamo carico esclusivamente noi, quella funzione, per giurisprudenza costituzionale costante, è sottratta al patto di stabilità. Su quella funzione lo Stato non può più esercitare poteri di coordinamento finanziario. Questo significa che su quella funzione non abbiamo più limiti di spesa. I limiti di spesa che valgono per la Sardegna non valgono per il Trentino Alto Adige e per la Valle d'Aosta, con riferimento a quelle funzioni che queste due regioni esercitano autonomamente. Noi dobbiamo ricercare una condizione di questo tipo. Questo, ripeto, nel breve e nel medio periodo. E nel lungo periodo? Nel lungo periodo Keynes diceva siamo tutti morti. In realtà qua il lungo periodo può essere da un punto di vista temporale anche non molto lontano. Nel lungo periodo, allora, supponete che la Sardegna riesca a trattenere i 10 decimi delle risorse fiscali che sono generate dalla Sardegna, 10 decimi. Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta ci siamo quasi, sono sui 9 decimi. Noi tratteniamo i 10 decimi. È chiaro che se noi tratteniamo i 10 decimi dobbiamo farci carico non soltanto delle funzioni che esercitiamo attualmente, ma dobbiamo farci carico anche di funzioni ulteriori. Perché è chiaro che lo Stato ti dice io ti consento che tu trattenga tutte le risorse, beh allora fatti carico di tutte le funzioni. Guardate che l'indipendenza economico-finanziaria è questa. Io mi faccio carico di tutte le funzioni potenzialmente esercitabili sul territorio, ma le finanzio tutte. Da un punto di vista economico conviene, i conti tornano. Ora, supponete che la spesa sia pari a 10, la spesa pubblica sarda complessiva, quella sopportata dalle amministrazioni sarde, ma anche dalle amministrazioni statali periferiche, quindi magistrati, stipendi degli insegnanti, stipendi dei carabinieri, delle forze dell'ordine. Supponete che questa spesa complessivamente sia 10. Col gettito fiscale prodotto da noi non ci arriviamo a 10. Non ci arriviamo. Quindi attenzione, la sovranità politica che non fa i conti con l'indipendenza economica finanziaria non soltanto rischia di essere folle, ma rischia anche di essere contro la storia, contro ciò che l'esperienza storica sinora ci ha insegnato. Quindi poniamoci come traguardo l'obiettivo democratico della indipendenza, però
gestiamolo con intelligenza, con gradualità, studiando i problemi come proponeva prima il consigliere comunale di Cagliari molto intelligentemente, perché in realtà molti dati non sono ancora a disposizione dell'opinione pubblica sarda, sono dati che sono conosciuti da ristrette cerchie di elite, di economisti, di giuristi, ma in realtà questi dati dovrebbero essere diffusi, perché queste valutazioni dobbiamo farle, perché se ora la Sardegna dichiarasse in questo momento la propria sovranità e indipendenza, il proprio distacco dallo Stato italiano, noi non avremo i soldi per pagare gli stipendi dei dipendenti pubblici in Sardegna, non avremo i soldi per pagare gli stipendi degli insegnanti, non ci sarebbero i soldi per pagare le forze di polizia. Attenzione, questa è una prospettiva che ci dobbiamo augurare o è invece un problema col quale dobbiamo fare i conti? Ecco perché a me piace molto l'idea di sovranità come è stata declinata prima da Massimo D'Adea. La sovranità, cioè, non è la rivendicazione di uno Stato autonomo sardo, autoreferente, indipendente, che non si relaziona con nessuno. No, la sovranità ha un valore strumentale ben preciso. Serve per ricontrattare il patto costituzionale repubblicano. La Costituzione repubblicana italiana, anche se nei suoi valori fondanti è pienamente condivisibile, nella sua parte organizzativa non va più bene, va rinegoziata e per rinegoziarla occorre che le diverse entità federate affermino, seppure in via transitoria e temporanea, la propria sovranità. Senza questa affermazione di sovranità non ci sarà nessuna rinegoziazione del patto costituzionale. Attenzione, io di questo sono ormai perfettamente convinto. Però l'obiettivo non può essere la sovranità e l'autosufficienza della Repubblica di Sardegna. L'obiettivo deve essere un vincolo federale più ampio che ci lega all'ordinamento delle altre entità federate italiane o che ci lega all'ordinamento europeo in una condizione di parità, in una condizione di eguaglianza, ma non può essere l'isolamento e l'autosufficienza, perché la storia, lo ripeto, ci insegna che i territori poveri, che l'indipendenza è un lusso per territori forti, per territori ricchi e noi purtroppo non lo siamo. Ora, non vorrei aver spento qualche entusiasmo col mio intervento. Guardate che la causa dell'indipendenza è una causa nobile, ma non bisogna affrontarla con gli occhi bendati come i 4 mori della nostra bandiera. Non bisogna affrontarla con gli occhi bendati. Se il mio intervento può essere stato di una qualche utilità per togliere almeno soltanto da un occhio un pezzo di benda, beh, io vi ringrazio dell'attenzione e spero che mi invitiate anche altre volte. Dunque, grazie a Omar Chessa.